Gentili signore e signori, benvenuti al nostro consueto approfondimento Pianeta Oggi Reporter. Favaro Veneto ricorda il 27 gennaio, giorno della memoria. Siamo nel veneziano. Possono partire tutti i nostri servizi. Vediamo insieme. Nelson Mandela, radice del futuro. La pace non è un sogno, può diventare realtà, ma per custodirla bisogna essere capaci di sognare. Nessuno è nato per odiare un'altra persona per il colore della sua pelle, o per il suo passato, o per la sua religione. Se si può imparare ad odiare, si può insegnare ad amare. Madiba, così viene chiamato dal nome del suo clan, che fa capo all'etnia Xhosa, ci ha fatto un regalo. Ci ha indicato, con il suo agire politico, che è possibile trovare una via adeguata per avvicinare posizioni antagoniste, per superare problemi incancreniti e per costruire una storia diversa, anche quando sembrano non esserci alternative allo scontro frontale. Questo è il dono di Mandela per aiutarci a progettare un futuro in comune. L'eredità di Mandela non dovrebbe essere quella che guarda a lui come al santo e perfetto uomo di pace e di riconciliazione, ma quella dell'essere umano che ha lottato per ciò in cui ha creduto, sapendo ispirare tuttavia persone di ogni tipo, classe sociale, etnia e cultura, a rimettersi in gioco per il bene di tutti, mai mosso da sentimenti di avidità, ingiustizia o conflitto. La nostra gloria più grande non sta nel non cadere mai, ma nel risollevarci ogni volta che cadiamo. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale paese o territorio sia indipendente o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo o soggetto a qualsiasi altra limitazione di comunità. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù. La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite
sotto qualsiasi forma. Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo Fondo nazionale e la cooperazione internazionale e di rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità e al libero sviluppo della sua personalità. Volevo ringraziare i ragazzi che hanno organizzato e anche tutti noi che siamo qui per questo motivo nobile, a mio parere. E volevo anche raccontarvi così una cosa. Oggi in famiglia guardavamo il telegiornale e vorrei condividere con voi comunque lo sguardo che ha avuto mio nonno. C'era ovviamente la commemorazione della giornata della memoria e quindi guardando sì, all'improvviso c'è stato silenzio nel momento della notizia della giornata della memoria e così ho guardato mio nonno che guardava la TV e mi è piaciuto perché comunque ho visto attenzione e commozione nei suoi occhi, quindi spero che questo sia un po' un augurio per tutti noi di riuscire sempre a emozionarci e anche a metterci seriamente in gioco davanti alle ingiustizie, di non essere freddi, automi e di non pensare che non ci riguarda e quindi di essere sempre consapevoli che siamo persone che hanno a che fare con altre persone. Voglio ringraziare i ragazzi di Via Altinia 9 che non è la prima volta, soprattutto ringrazio voi che tanti giovani messi qua, però è un momento molto importante di grande riflessione, una messa laica sotto le stelle, non piove, però veramente abbiamo bisogno di questi momenti dove si parla dell'unità del paese, una questione valoriale, l'arcobaleno della vita. Se non ci inseriamo dentro dei valori che ci danno il senso della quotidianità del vivere e intere generazioni hanno subito cose inimmaginabili, quindi è giusto questo ricordo, non in modo retorico, ma una quotidianità. Difatti in questa municipalità avrete potuto notare che tutti questi momenti noi li affrontiamo con serietà e impegno. Quindi volevo ringraziare il ragazzetto qua che ha preso tanto freddo ma ha riscaldato i nostri cuori, quindi ha avuto un grande merito. L'iniziativa del ricordo è anche della memoria anche domani in biblioteca alle 17, continua, quindi un momento articolato e quindi io vi ringrazio e sono cose veramente tra le più importanti che si possa fare per la nostra comunità. Grazie. Per noi il vicepresidente della municipalità di Faro Verme, innanzitutto complimenti per questa iniziativa. Ecco, 27 gennaio, il giorno della memoria, un suo pensiero su questo ricordo molto triste. Sì, intanto ringrazio i ragazzi di Via Altinia 9 che hanno preparato questa iniziativa veramente toccante e veramente utile allo scopo. Il giorno in realtà è un simbolo, nel senso che purtroppo si tratta della conclusione di un percorso lungo che ha fatto soffrire milioni di persone, è veramente un dramma che noi tutti vogliamo che non si ripeta più.
Il senso è che non deve essere una cerimonia di una cosa successa chissà perché, ma deve essere un memento, una memoria di un meccanismo che ha portato a un risultato catastrofico, affinché questo, le condizioni che ci sono state, che hanno permesso gli eventi, non si verifichino più. Sono passati quasi 70 anni, però molte cose sono ancora all'attualità. Quindi di minoranze ce ne sono ancora, di gente che viene emarginata, che viene isolata e che viene considerata male ce n'è ancora tanta, quindi c'è ancora tanta strada da fare. Quindi le cose fondamentali sono due: uno, il ricordare quello che è successo, quindi non dimenticare mai assolutamente, ma il secondo è star vigili, di qui anche il titolo dell'iniziativa Nessun dorma, quindi vigilare affinché queste condizioni non si verifichino più e che tutte le minoranze e diciamo le situazioni un po' più deboli non vengano emarginate, tutt'altro vengano valorizzate, affinché appunto la convivenza possa essere serena e si possa progredire insieme verso un futuro migliore. Grazie, molto gentile. Grazie a lei. La parte positiva penso che in qualche modo sta proprio nella comunare delle persone, il fatto comunque di vivere anche così uno spirito conviviale, di mangiare qualcosa assieme e di bere un buon bicchiere di qualcosa di caldo, è importante perché così è l'atto conclusivo di una giornata e di una giornata che, come si diceva prima, non è una celebrazione commemorativa, no? È la marchetta all'anno dell'appuntamento, è qualcosa che è un continuum e si fa nella città con i cittadini, meglio ancora se giovani, anche se non manca la presenza di chi ha vissuto, la testimonianza di chi ha visto, di chi ha ascoltato, di chi anche solo ha testimoniato, e quindi questo connubio del ieri, dell'oggi è l'amalgama fondamentale per vivere da persone responsabili e oneste il futuro.